la bozza e lunedì la presentiamo. Ciao, ciao. 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 Comunicato Non è che abbiamo un comunicato, è una spiegazione. Spiegazione barra comunicato barra un po' di tutto. Cioè è più abbastanza tecnica, quindi adesso con la spiegazione verbale. Avete esatto, non te lo confermo. No, sto aspettando perché mancano ancora due giornalisti, ma mi sa che facciamo adesso. Perché io ho messo la macchina malissimo e devo fuggire. Ok, non c'è problema. Quindi sì, posso fare un'intervista subito. Sì, anche la mia non è messa proprio in maniera strepitosa. Che Ho questi pagato. giornalisti. Sì, le multe arrivano comunque. Sì. Soprattutto col tesserino. Andiamo. No, volete che facciamo prima l'intervista? Se possiamo fare l'intervista proprio, tanto ci mettiamo 2 minuti. Perché magari stanno aspettando, stai aspettando tutto un po' di tempo. Dite voi, cioè se volete dire, non so quanto pensate di parlare. Facciamo 10 minuti, dai, iniziamo. Altrimenti facciamo così. Inizia a parlare Sì. qualcuno e chi non parla esce a fare l'intervista, per così agevoliamo. Allora, facciamo una cosa, facciamo 5 minuti un attimo, facciamo un'introduzione, fatta questa introduzione, poi casomai ci alziamo una tanto, c'è di noi, una roba. Dai. Dai, iniziamo. Allora, vabbè, perché Sonia, consigliere comunale a Montecchio Maggiore, Flavio Zambon, assessore alla Giunta di Sarego, Jacopo Berti, consigliere regionale del Veneto. Oggi Sonia ci porta delle analisi dei incartamenti che riguardano sì i FAS, sì, ma tutta una serie di, chiamiamoli FAS, compositi che vengono rilevati dalle analisi, ma non vengono conteggiati in quelli che sono i limiti. Cioè, cosa abbiamo scoperto? Adesso ve lo spiega benissimo Sonia, che stanno cercando e stanno trovando solo una piccolissima parte dei FAS realmente presenti nell'acqua. Quindi in verità abbiamo guardato dallo spioncino della porta, quando in verità c'è purtroppo di tutto dietro. Comunque passo la parola a Sonia che lo spiega molto meglio di me. La composizione dei FAS, proprio semplicissimo. Per esempio, quello a 8 atomi più pericolosi, il FOS, quello che ha 30 nanogrammi per litro come limite, facciamo finta che sono 8 persone che si tengono per le mani, quindi una fila di 8 persone che si tengono per le mani. L'ultimo della fila a un certo punto si stacca e si attacca ai piedi di un altro. La quantità dei composti è uguale identica, non cambia, la formula chimica del composto FOS è uguale identica. Queste persone che si attaccano ai piedi però cambiano nello spazio, diciamo, la struttura della molecola, ma la molecola è sempre composta con sempre 8 atomi di carbonio, la stessa quantità di fluoro, la stessa quantità di idrogeno. Semplicemente cambia forma, gli strumenti li analizzano, perché la fotografia che fa lo strumento di quando analizza i FAS li trova tutti quanti, come guardare dal terrazzo di casa lo skyline dei grattacieli. Tu i grattacieli li vedi tutti, però analizzandoli scegli di fermarti solo su quello più alto che si chiama FOS lineare. Ma ci sono tutti ramificati e abbiamo calcolato che circa sono un centinaio di composti, perché più aumentano gli atomi di carbonio, più sono le possibilità. Quindi un atomo si può spostare e attaccarsi ai piedi, ma possono essere anche 2 atomi che si attaccano ai piedi della persona, o 3 atomi. Più è lunga la catena, più ci sono possibilità. Guardando le analisi della barriera idraulica della Miteni, le ho guardate tutte quante, di tutti i pozzi, abbiamo calcolato che praticamente la percentuale, diciamo, sottostimata, o quello che ci sarebbe in più, per quanto riguarda il FOA, va da un 15 a un 53% in più. Cioè, se io oggi ho trovato 100 FOA, in realtà ce ne sono o da 115 a 153. Per quanto riguarda il FOS, se io oggi ne ho trovati solo 100, perché mi sono concentrata solo sui più importanti, su quelli
attaccati per le mani, ok? Ma non ho guardato quelli che si attaccano ai piedi o alla testa, vuol dire che ne ho in più 15 o 57, quindi dal 15 al 57% in più. La domanda è, soprattutto per il FOS, dove il limite di legge è 30 nanogrammi litro, quindi molto 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 basso, se io ci aggiungo anche quelli attaccati per i piedi, l'acqua è ancora potabile? Non so se ho reso l'idea. Cioè, in verità i limiti guardano pochissime delle sostanze realmente presenti nell'acqua. Se noi contassimo tutte le sostanze che hanno la stessa composizione dei FAS presente nell'acqua, si sforerebbe proprio a stragrandi limiti anche delle acque potabili, perché questi sono i rilevamenti delle barriere. Questo sì, è in falda sotto la media. Infatti, allora, altra notizia che vi diamo, sei stata anche già dal NOE, quindi il NOE è al corrente di tutto questo. Adesso non so cosa puoi dire, cosa non puoi dire del colloquio. Che è andato bene, erano molto interessati. Ma avete, non so, depositato una segnalazione Sì. degli incartamenti? Assolutamente. Sì. Abbiamo depositato. Queste sono analisi che avete fatto fare al non so, No, queste qua sono le analisi della barriera idraulica della Miteni, fatte dalla Miteni stessa, nel senso dai suoi laboratori. Adesso non mi ricordo il nome del laboratorio, l'ho cancellato perché non vorrei mai che dopo ci arrivassimo a qualche querela, perché abbiamo divulgato nomi, cognomi di Quindi è qualcuno. fatto dal laboratorio? Comunque, proprio Miteni, queste sono analisi della barriera idraulica della Miteni, dei pozzi della Miteni, e si sono limitati, cioè ce ne siamo accorti perché alcune analisi avevano tipo 10 composti, altre ne avevano 15, altre 16, altre 27. Ho detto, ma come? I FAS sono 12, perché questa variazione? Ma se andate a guardare, isomeri ramificati non sostituiti, isomeri ramificati disostituiti. Cos'è sta roba? Abbiamo interpellato il nostro attivista chimico, eccetera, eccetera, e ci ha spiegato questa cosa qua. Per ogni tipo di FAS ci sono tantissime possibilità, non infinite, ma tantissime. Quindi, sì, scusa, Sì, ecco, come spiegavo anche prima, questa situazione potrebbe portare i valori nel sangue dei nostri concittadini, che già diciamo a livelli preoccupanti di presenza di FAS, potrebbe portare questi valori ancora più in alto. Abbiamo ragazzini con valori decine di volte superiori alla media di persone non esposte. Questi valori potrebbero decuplicarsi ancora. Ecco, una cosa che ci ha stupito la settimana scorsa, ancora di più a seguito di questa scoperta, è stata la delibera 818 del Consiglio della Giunta regionale, proposta dall'assessore Bottacci, che ha concesso a Miteni un ulteriore investimento su quell'azienda, su quella struttura, con il cogeneratore di energia. Quella del 2015. Certo, era chiesta nel 2015, nel frattempo però a novembre del 2016 la Commissione Tecnica Regionale sui FAS, in un documento firmato dal dottor Mantoan, a conclusione dello studio, consigliava, vista la situazione preoccupante sulla salute della popolazione. Ricordo che nella zona rossa i problemi derivanti, i disturbi, le malattie correlabili alla presenza di FAS sono un 20% superiori rispetto alle zone non esposte. Ecco, a seguito di questo Mantoan ha scritto nero su bianco su quel documento: si consiglia lo spostamento, la chiusura o lo spostamento dello stabilimento Miteni da quella posizione, perché si trova sopra la falda. La risposta della giunta regionale è stata: cara Miteni, investi ancora su quello stabilimento, e questo lo ha fatto il 6 luglio con la delibera 818. Consentire la costruzione di un cogeneratore vuol dire rimanete lì e investite ancora.
L'azienda che noi abbiamo sentito dice che in realtà quello è un impianto che fornisce energia ai sistemi di pompaggio che servono poi per la bonifica, per la pulizia delle falle. Questo ci hanno risposto, noi ieri l'abbiamo interpellati. Ecco, noi sì, abbiamo nel nostro comune abbiamo avuto un'altra azienda che ha fatto lo stesso, costruito lo stesso impianto, ed è un impianto che normalmente serve a fornire energia non per un così ristretto utilizzo, ma proprio per la produzione dell'azienda. A mio avviso non è credibile questa giustificazione. Usino tutta quell'energia. Ecco, come Comune di Salerno, in conseguenza a questa scoperta, chiederemo al gestore della nostra rete idrica CVS di fornirci tutti i dati, anche dei ramificati. Chiederete scusa a chi? A CVS, che è il nostro gestore della rete idrica. Ecco, e come consigliato dall'assessore Bottacin in un incontro con i sindaci la settimana scorsa, ci costituiremo parte civile contro la Miteni come Comune di Sarego. E a CVS